Eh sì. Bene, direi che partiamo. Quando mi dà ok Maurizio. Grazie dalla luce, questa non me l'aspettavo. Ha preso il polo verso Paolo Paron. Le altre persone però dobbiamo partire. Sì. Non me la... Papà, quando inizia il film? Buonasera, sono Mario Boranga del comitato organizzatore di Pordenone Pensa e vi do il benvenuto a questa serata. Ringrazio coloro che hanno permesso di organizzare tutte le nostre serate a titolo gratuito, sono partner istituzionali e sponsor privati. In particolare la Regione FVG e il Comune di Pordenone col Sindaco Alessandro Ciriani. Stasera ringrazio il Comune di Fanna, abbiamo con noi il Vice Sindaco e poi Pordenone Fiere, Fondazione Friuli, la Camera di Commercio di Udine Pordenone e grazie alla Contrada dell'Oca e tutte le persone che lavorano con Paolo che hanno reso possibile questa serata. La rassegna è iniziata qualche settimana fa a Polcenigo ed è bello che si concluda qui a Fanna perché abbiamo iniziato parlando di Dante e questa sera parliamo delle storie della nostra tradizione. Qual è il filo che li lega? Che sono due argomenti che fanno parte della nostra identità, delle nostre radici e della nostra cultura. E la nostra cultura, in un momento in cui ci confrontiamo con tante altre culture, ci confrontiamo col mondo attraverso internet, è importante perché se noi conosciamo la nostra cultura, qualsiasi confronto andiamo ad affrontare diventa un confronto bello, costruttivo, profondo. E per questo penso che sia molto importante il lavoro che fa Paolo, un lavoro paziente di raccolta delle tradizioni. E una cosa che mi piace molto è che Paolo va ad ascoltare le tradizioni orali da quelli che mi permetto di chiamare i vecchi. Uso questo termine che in televisione non si sente praticamente più perché è considerato denigratorio, perché nei telegiornali ritengono che ai vecchi bisogna spiegare che non è opportuno non bere e uscire nelle ore più calde perché da soli non ci arriverebbero. Invece nel bellissimo mondo di Paolo i vecchi sono i custodi, sono quelli che ci danno la sapienza, la saggezza, l'esperienza, sono quelli che portano avanti la tradizione, che la trasmettono alle nuove generazioni che vengono al mondo. È per questo che sono molto felice di essere qui, di poter ascoltare con l'accompagnamento di Arianna Plazzotta all'arpa le storie di Paolo Paron. A lui la parola e a voi auguro buon ascolto. Grazie, adesso io passerei subito il microfono ad Arianna, se non prima però direi a Tiziana se ci viene a dare un saluto da parte del Comune, perché la nostra collaborazione è stata anche per questa serata, poi il Comune ci è stato molto vicino anche offrendoci una soluzione alternativa che speriamo tanto non ci serva, ma che comunque è sempre un piacere trovare delle amministrazioni che sono sensibili alle attività culturali che vengono fatte sul territorio. Quindi volentieri Tiziana, grazie. Grazie mille e buonasera a tutti. Per me è stato veramente un piacere venire qui, essere ospitata da Paolo in questa bellissima azienda, un'azienda che è famosa proprio per il gioco dell'oca. È enorme questo gioco, è fatto di tantissime tessere molto molto belle e che dirvi, è bello vedere anche la gente come voi che è arrivata da lontano e venire qui proprio per quello che Paolo voleva farvi vedere. Vuol dire che voi avete voglia di contatto, avete voglia di uscire da questo brutto periodo, questo Covid che ci ha proprio messo a terra. Questa sera ci sarà dopo alle 9 appunto questo bellissimo film, Il Signore degli Anelli, verrà fatto in lingua friulana. Per me è un'opportunità
promuovere anche la lingua friulana, che è da tempo che i mass media ce lo fanno sentire qui in Friuli. Che dire, io Paolo ti lascio adesso a te la parola, io ringrazio tutti voi che siete venuti qua e buon proseguimento della serata, grazie mille. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per essere qui con noi questa sera, un po' per sentire le storie, i racconti della nostra gente e un po' anche per vedere questo film che è meraviglioso, e quindi io comincio già adesso a fare i ringraziamenti ai ragazzi dell'Aulus Doppiaggio perché hanno fatto un lavorone veramente splendido e dopo lo apprezzerete anche voi. Ed è poi una serata un po' particolare anche perché siamo il 30 di luglio. Domani notte e il giorno successivo, il 1° di agosto, è una data molto molto importante nel calendario celtico, è la data dell'Ugnasad. È il momento proprio importantissimo di tutto l'anno del mondo celtico, perché era il momento del raccolto, il tempo del raccolto, ed era quindi il tempo anche della maturazione, perché quelli erano i giorni in cui si andavano a raccogliere le messi, perché l'orzo, la segale, il frumento si tagliavano in questo periodo, soprattutto nel centro-nord Europa. E ci sono tantissimi esempi, tantissimi momenti, tantissimi richiami ad un mondo che veramente purtroppo oggi è perduto, ma che davano una sacralità ad un modo di vivere, ad un modo di convivere con la natura che noi oggi purtroppo abbiamo dimenticato. Noi oggi vediamo le mietitrebbia che entrano nei campi e sono dei campi che ormai sono grandi, enormi, e questi grandi macchinari che passano su e giù giorno e notte e alla fine lasciano le stoppie, lasciano quel po' che resta sul terreno, ma non c'è più quell'anima della raccolta, non c'è più il senso del ringraziamento di madre natura, perché i nostri nonni e i nostri avi comunque avevano un senso di partecipazione e di convivenza, ma di comprensione anche della vita e della natura, per cui andare a raccogliere il grano e cominciare a fare i vari fasci, metterli tutti insieme, voleva dire comunque entrare in un campo e in quel campo rischiare di incontrare la signora del grano, la dea del grano o il lupo del grano, perché nel grano c'era comunque una presenza che era potente, che era forte, era grande, per cui c'era il dio del grano. E quindi quando entravi nel campo dovevi anche ringraziare e dovevi anche stare attento, perché il lupo del grano comunque ti poteva attaccare, comunque ti poteva mangiare. Ovviamente è sempre in senso simbolico, però se tu non ci vai con lo spirito giusto, il grano non ti viene dato nella sua vera essenza, ti viene dato semplicemente un seme, ma non è la stessa cosa. E poi si faceva gara per raccogliere i fasci, perché l'ultimo fascio, che era il fascio più importante, era quello che conteneva il dio del grano di quell'anno.
Per cui quel fascio lì era talmente particolare che colui che lo raccoglieva intanto veniva preso in giro da tutti, perché era un po' come il pampalugo del gioco di carte quando eravamo bambini. E un po' perché era così importante e così forte che quasi in senso religioso veniva portato in fattoria e messo in un posto di particolare importanza, di particolare richiamo, perché guardasse e osservasse tutta la vita della fattoria, e una parte di questo fascio veniva addirittura messo sul camino, sopra il camino ovviamente, e per tutto l'anno restava lì per benedire la fattoria. E poi l'anno successivo, quando si raccoglieva un altro fascio, un'altra volta si tornava a raccogliere il grano, ecco che quello lì veniva bruciato, perché ormai il dio del grano non era più lì, il dio del grano ormai era passato al nuovo raccolto. Sono cose che noi abbiamo perso, la mietitrebbia di oggi queste cose non le comprende. E purtroppo sono cose importanti, sono cose pesanti, perché danno il senso del vivere anche in senso, se vogliamo, simbolico, ma soprattutto nel ritmo dell'esistere che noi oggi non comprendiamo più. I nostri vecchi, i nostri avi avevano sempre una visione ciclica delle cose, per cui quello che avveniva quest'anno, adesso è il momento del raccolto, ma già ci si prepara perché ormai la stagione sta per finire. Noi adesso andiamo ormai questi sono i giorni del sole nel leone, però e questo è il momento in cui all'apice di questo grande caldo, di questa grande estate, però ormai tutto è finito, ormai con il raccolto tutto ormai, i giochi sono fatti, ormai l'ultima parte del raccolto che resta da fare è quella delle mele di settembre, un po' di frutta che viene raccolta a settembre, e poi le noci e le nocciole che erano molto molto importanti per la vita poi anche dell'inverno. Però ormai restava ben poco, ormai l'estate stava finendo, ormai l'anno stava finendo, perché ci si sta rapidamente avviando verso il Samain, verso la notte del 30 di ottobre e verso la notte dei morti. Ecco che comunque finisce l'anno in quel tempo. Finisce l'anno e da quel momento comincia l'inverno, comincia il freddo. E noi queste cose non le vediamo più. Noi viviamo in case riscaldate o refrigerate perché adesso fa molto caldo, ma non comprendiamo più il senso del trascorrere del tempo. Sono pochi quelli di noi che guardano le rondini quando arrivano e adesso che stanno uscendo i piccoli, perché fra poco se ne partiranno, perché fra un mese andranno via tutte. Sono cose che non cogliamo più, che non vediamo, ma che i nostri vecchi avevano sempre nello sguardo, coglievano sempre tutti questi mutamenti, questi cambiamenti, coglievano proprio il passaggio delle cose e vivevano in una comprensione della vita che comunque mutava e ritornava, perché anche il grano, una volta raccolto, veniva essiccato e poi la prima cosa che veniva fatta, venivano scelte le sementi per l'anno successivo e venivano messe da parte. E quelle erano le sementi talmente importanti perché lì in qualche modo c'era ancora il dio del grano che si spostava in quel mucchio di sementi che veniva messa in terra e quindi andava a morire, però era un seme che andava a morire per dover rinascere. Questo era il grande messaggio, la morte come rinascita, la morte come ritorno nel mondo, e quindi la terra che ospitava i semi era la terra che ospitava anche gli esseri umani che passavano a miglior vita. E quindi i morti erano i custodi dei semi e quindi erano i custodi della nuova vita che tornava. Sono tutti messaggi che noi oggi non ci diamo più e purtroppo sono dei tasselli che ci mancano nella comprensione della vita e della morte, ma anche dell'accettazione della vita e della morte. E queste sono tutte cose che i nostri vecchi invece rimarcano, fanno notare, fanno conoscere, fanno capire. E sono tutte cose che noi non comprendiamo più. E quindi le storie che noi andiamo a raccogliere, adesso in questo periodo io e Maurizio stiamo girando un po', adesso in questo periodo siamo nella zona di Tramonti, abbiamo conosciuto delle nonnine che sono veramente speciali, particolari, grandiose. Quindi c'è ancora memoria, ci sono ancora persone che hanno una grande potenza interiore, che hanno una grande forza, pur con i grandi lutti che stanno attraversando, perché con la loro età purtroppo è anche il momento della vedovanza, per cui in qualche modo si aiutano fra di loro, cercano di comprendere come fare a resistere in questo mondo in cui ormai sono rimaste sole perché la loro famiglia ha perso una parte fondamentale e quindi fra di loro si associano, cercano di stare insieme, cercano di convivere, cercano di frequentarsi sempre di più. Questo è il senso di comunità. Ecco un'altra cosa che noi abbiamo perso o stiamo perdendo o abbiamo già perduto.
sono momenti importanti della vita di ogni giorno che ci insegnano a vivere meglio. Quindi adesso racconteremo un po' di storia, ascolterete un po' di musica, proprio con questa intenzione di vivere meglio. C'era un mestiere che ormai si è trasformato ed è diventato altro, quello dell'attuale camionista, del trasportatore, ma che in friulano un tempo era il chiarador, in italiano il cavallante, colui che faceva dei trasporti da una parte all'altra della regione, in questo caso del Friuli. E allora abbiamo il nostro cavallante che è originario di Enemonzo e nella mattina era sceso col suo cavallo e col suo carro ed aveva portato delle patate e dei fagioli giù a Gemona. Non era però riuscito a fare un carico di ritorno e quindi stava tornando su leggero verso casa, anche se era un po' preoccupato perché aveva fatto tardi e ormai erano già le 9 di sera. Allora lui sapeva bene, come senz'altro sapete anche voi, che dopo le 9 di sera è sempre meglio non andare in giro, perché dopo le 9 di sera ci sono le streghe che girano, e soprattutto di giovedì, e quello lì era proprio un giovedì sera. Lui di solito in questi casi si fermava a dormire da qualche parte, chiedeva ospitalità in qualche osteria o in qualche fattoria o da qualche parte, anche perché i cavallanti erano sempre ben accetti, perché erano quelli che portavano informazioni, pettegolezzi, notizie, sì, sapeva sempre tante cose quest'uomo che girava il mondo e quindi era sempre ospitato, gli si dava una minestra, poi magari andava a dormire nel fieno se proprio non c'era un stramac, non c'era un letto con le bratte del Gran Turco, e quindi era sempre ben tranquillo. Però quella sera lui ormai si era sposato da poco, aveva deciso di tornare comunque verso casa perché diceva, boh, ormai insomma ce la faccio, sono anche leggero, non ho carico, e quindi dava dei colpetti con le redini al suo cavallo e stava andando avanti, e quindi veniva su da Gemona tranquillo, arrivato al mezzo col suo carro. Poi voi sicuramente sapete i comandi dei cavalli, perché quelli erano noti in tutta la regione, erano noti a tutti. Allora il cavallo, quando deve essere un po' spinto ad avere un po' più di fretta,
gli davano dei colpetti con le redini e il comando era sempre gie, 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 e quello di solito accelerava il passo. Quando invece si doveva fermare, gie, gie, e a questo punto il cavallo si fermava. Poi c'era il comando che era un po' tedesco, che era quello della retromarcia, e cominciava con Siruk, 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 il cavallo lentamente indietreggiava. E quindi lui tranquillo era lì che dava dei colpettini leggeri al suo cavallo che trotterellava. Arrivato al mezzo, ormai era già passato però le 9 già da un bel po', era un po' nebbioso anche, sì, era buio, non era un bel tempo, e più faceva anche freddo, insomma eravamo nella stagione ormai avanzata, era già novembre passato, e quindi lui aveva già un po' di fretta. E poi a Tolmezzo tutto buio, ovviamente non c'era l'illuminazione di oggi come non c'erano le strade erano delle strade di terra battuta, e fra un paese e l'altro spesso c'erano semplicemente dei tratturi con l'erba in mezzo e il solco delle 2 ruote, e quando si arrivava nei paesi c'erano i sassi e c'era l'acciottolato, e quindi lui si trova a passare per Tolmezzo, ovviamente tutto buio, senza nessuno in giro, con questo carro con le ruote che erano tutte coperte con la lamina di ferro, e quindi era tutto un rumore che andava avanti, lui gie, 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 e via che passa per Tolmezzo, solo lui, non c'era nient'altro, tutto buio con questi lampioni gialli, molta nebbia. Piano piano passa per il paese, e appena esce da Tolmezzo, per andare a Villa Santina, che era il paese successivo, appena esce da Tolmezzo, in quel caso c'era un bosco, era chiamato il bosco di Rovaret. Allora appena entra nel bosco col suo carro, sente subito che c'è una strana atmosfera, c'è qualcosa che non va, un brivido gli scende lungo la schiena, una goccia di sudore gli va giù, e lì che si guarda in giro in questo carro, gie, cerca di farlo andare più in fretta. A un certo punto il cavallo si blocca, immobile, e lui gie, continuava a dargli colpi. Il cavallo però non si muoveva, quindi a questo punto il cavallante scende dal carro, prende la frusta dalla parte più leggera per avere il manico a disposizione, dice, chissà mai cosa ci sarà davanti al cavallo, gli passa davanti alla bestia e vede una grande ombra nera, proprio una cosa informe e nera, lì davanti non capisce cosa sia, con la frusta gli dà un grande colpo, ma forte proprio, e questa cosa nera, flop, 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 comincia a saltare via, ma era un rospo enorme, una cosa che non aveva mai visto in vita sua. Risale sul carro e comincia a dare dei colpi al cavallo perché va davanti, e il cavallo non ce la fa. Si vede proprio che fa una fatica incredibile, comincia con gli zoccoli a scavare per terra per cercare di muoversi, e via che cerca di piano piano, il carro si muove, ma era come se dietro sulla sale lui avesse un carico enorme, una cosa veramente molto molto pesante, invece non c'era assolutamente nulla. L'unica cosa che c'era nel carro, o attaccata al carro, era un grosso ramo di viburno, di paugne in friulano, che era attaccato sotto perché il viburno è quello che preserva dagli attacchi delle streghe, e tutti i Chiaradors avevano questo grosso ramo di viburno attaccato sotto l'assale, ma non c'era nient'altro. Lui continuava, gie, questa povera bestia cercava di andare avanti sempre di più, già schiumava, era tutto sudato, piano, lento, si muove. Passa molto tempo e questo povero animale piano, sempre si muove così nell'oscurità. Dovete pensare anche a questi alberi incombenti, a questo buio, e quest'uomo che, senza nessuna luce, che cerca di far andare avanti questa povera bestia che si muove lenta. A un certo punto gli viene un lampo, mette la mano sotto il carro e si accorge che c'era il freno tirato. Lui il freno non l'aveva toccato, quindi lo libera, e subito il cavallo, come un grande sospiro, comincia finalmente a trotterellare via, finalmente leggero, comincia ad andare, e via che arriva alla fine del bosco, arriva a Villa Santina e già rintoccava la mezzanotte. Orpo, il cavallante, abbiamo fatto veramente tanto tardi. Però Enemonzo è il paese successivo, quindi da Villa Santina a Enemonzo quanto ci metterò? Ho solo il bosco da attraversare, non c'è problema. Passa Villa Santina sempre con le ruote che fanno rumore sull'acciottolato, sempre lui da solo, sempre al buio. Passa e appena entra nel bosco, di nuovo questa sensazione di freddo, questa goccia di sudore che gli scende giù da dietro, e il cavallo che va avanti e lui che si guarda in giro in questo buio del bosco.
e tutto a un tratto vede di fianco a sé una donna tutta vestita di nero ferma vicino al sentiero. Era consuetudine che chiunque, che qualsiasi cavallante trovasse delle persone a piedi, le caricasse sul carro per portarle un po' più avanti, per dare un passaggio. Quindi lui ferma il cavallo e dice alla signora: signora, siete a quest'ora di notte da sola in giro per il bosco, se volete vi do un passaggio almeno fino a Denemonzo. Lei tira su il tabarro e con una voce roca gli dice: no, io non vado a Denemonzo, ma questa notte non ci arrivi neanche tu. Lui prende la frusta, gli dà una frustata qui sul collo e questa figura scompare. Improvvisamente il cavallo comincia a correre via che parte, lui cerca di tenerlo, di fermarlo, cerca di tenere le redini ma non c'è niente da fare. Il cavallo corre, passa tutto il bosco, passa via di corsa anche Nemonzo, non riesce a fermarlo, passa davanti a casa sua e via che parte su per la montagna. Prende sui sentieri che si arrampicano. Voi pensate anche a questi rami del bosco che arrivano in faccia a sto povero uomo che ovviamente non vede niente nel buio, è tutto lì, che cerca di fermarsi, di ripararsi in qualche modo, via che prende botte da tutte le parti, cerca di tenere sto cavallo, ormai è sicuro che da qualche parte si sarebbe sfracellato giù in qualche dirupo, in qualche fossato, perché il cavallo correva come impazzito, via su per la montagna. Però anche le notti più terribili a un certo punto devono finire. E improvvisamente si sente cantare lontano il gallo e il cavallo immediatamente si blocca. L'uomo si guarda in giro e si accorge di essere sul dirupo del tagliamento. Sotto di lui ci sono almeno 200 metri di strapiombo. L'unica cosa che lo sta trattenendo è il grosso ramo di viburno che si è ancorato ad una radice di faggio e sta tenendo su lui il cavallo e il carro, perché altrimenti sarebbero scivolati giù. Allora lui piano piano, siruk, fa indietreggiare la bestia, via, torna sul sentiero, gira il carro, piano piano torna a casa, ormai il sole è già alto nel cielo, arriva, mette giù il carro, mette la povera bestia nella stalla, entra in casa e quando sta per entrare in casa, dietro di lui arriva la suocera. Si tiene la spalla dolorante, ha un segno rosso qui sul collo e con voce gracchiante gli dice: «Non è finita chi, Chiarador, non è finita chi».
Il Signore e San Pietro erano usi, avevano piacere molte volte di scendere a camminare in mezzo ai nostri paesi, perché volevano toccare con mano la vita della gente, il loro pensiero, perché da lassù non è che si vedesse proprio, è un po' come Google Earth, no? Sa me d'ogni, ma non è proprio vicino vicino, quindi non si ha proprio l'idea della vicinanza e della comprensione delle cose. E allora i due scendevano e anche in questo caso si sono messi un cappellaccio in testa, una mantella, e hanno deciso di venire giù proprio in queste zone a camminare un po'. E sono scesi dalle parti di Sequals. Cammina, volevano andare a attraversare il tagliamento, andare verso San Daniele, ma era una giornata veramente piovosa, sglavinava che Dio le mandava in questo caso. E quindi veramente pioveva tanto e non sapevano cosa fare, perché camminavano ma non c'era, intanto da quelle parti non c'erano tante case, tanti villaggi, e quindi non c'era neanche possibilità di chiedere ospitalità. In più pioveva talmente così tanto che non c'era nessuno in giro. E quindi i due camminavano qui da Sequals e via che vanno su verso Forgaria, cercando ogni tanto di guardare il tagliamento, ma vista la grande pioggia proprio non ce la facevano. E a un certo punto Pietro, arrabbiato, perché Pietro una parte del carattere di sua madre l'aveva preso, per cui ogni tanto era fumerino e quindi si arrabbiava, si siede su un sasso e dice: boh, adesso basta, adesso sono veramente stufo, sono qui tutto il giorno, in giro con il figlio del Signore, e lui non fa neanche un click così per far venire fuori un po' di sole e magari trovare una famiglia che ci dia una minestra, un po' di fieno dove appoggiare le ossa, giusto un po' per scaldarci, almeno asciugarci. No, lui deve andare in giro, deve camminare. Il Signore lo guarda e fa: Pietro, io te l'ho già detto tante volte, io non sono un mago, io non posso stimolare le persone ad essere generose, o lo sono di loro spontanea volontà, oppure io non ci posso fare niente, non voglio fare niente, come non voglio neanche cambiare il tempo, perché se io volessi cambiare il tempo qui, volessi fare venire fuori il sole qui, magari in Cina succederebbe un terremoto, un disastro, un nubifragio, oppure in America ci sarebbe una nevicata. In America fa lui. No, lascio, questa devono ancora scoprirla, però poi ti racconterò perché è tutta un'altra storia. Diciamo che comunque non le voglio fare e non le faccio, e quindi vai avanti a camminare e piantala. I due camminano ancora per un po' e dopo un'altra volta Pietro si siede su un pietrone, su un grosso sasso, si mette lì e continua ancora a mugugnare, è lì che stufo, è lì che parla da solo. A un certo punto, proprio vicino al Signore, arriva un uccellino sul ramo e dice a Gesù Cristo: sentite, vi ho sentiti mentre eravate un po' così alla ricerca di un riparo, avevate bisogno di riscaldarvi un po', e se volete proprio qui a 4 passi vostri c'è una grotta e lì potete benissimo entrare, anzi vengo anch'io così ci asciughiamo, penso che sia anche abbastanza profonda e penso che ci sia anche della legna, quindi possiamo, se volete potete anche accendere un fuocherello. Bene, fanno i due. Pietro si alza e via che lo seguono, neanche 2 minuti dopo trovano questa grotta, trovano anche la legna secca, quindi accendono il fuoco e si mettono lì, si asciugano, anche l'uccellino si asciuga le sue piume e il Signore dice: va bene, adesso visto che siamo qui, ci siamo asciugati, visto che non abbiamo niente da mangiare, cominciamo a pregare tutti insieme, anche per la tanta gente che nel mondo ha fame e non ha da mangiare, quindi compartecipiamo a questo loro bisogno di mangiare, quindi noi preghiamo proprio perché è giusto che noi lo facciamo tutti e 3 insieme. E allora i 3 cominciano a pregare, anche l'uccellino si mette lì con le lucce giunte, era proprio vicino a Pietro. A un certo punto la pancia di Pietro comincia a rumoreggiare, era tutto un terremoto. L'uccellino guardava giù e intanto continuavano a pregare. A un certo punto si sono fermati, l'uccellino prende, si fionda fuori in mezzo alla pioggia, torna 5 minuti dopo con in bocca 3 grossi bruchi, proprio bruchi grossi bianchi così, e li mette sul sasso davanti a Pietro. Pietro guarda i bruchi, poi guarda il Signore e dice: come ci fai? E il Signore dice: guarda, tu hai chiesto un gesto di generosità e hai trovato chi ti ha dato da mangiare,
e quindi non puoi rifiutare. È un gesto bellissimo di generosità da parte di questo uccellino, che intanto stava guardando Pietro con la luce così sui fianchi. Pietro era lì, ma sì, ma sono 3 cudoli, sì, come faccio a mangiare questa roba? Io già sognavo pasta asciutta, sognavo pancetta, sognavo salsiccia, non lo puoi mangiare. Pietro, tu hai chiesto un gesto di generosità e tu lo accetti, adesso tu devi mangiare e non puoi offendere questo uccellino. Ora Pietro, la punta delle dita prende il primo, se lo infilo in bocca e comincia a masticarlo piano. Ma poi tanto cattivo non era, sapeva un po' di pollo, ha detto. Poi prende il secondo, mangia anche questo un po' meno schifato, poi prende il terzo e si sentiva sazio, era proprio bello, tranquillo, contento. Diceva stare bene, ringrazia l'uccellino che riprende il suo posto. E allora il Signore diceva, va bene, adesso, per ringraziare anche di questo gesto di generosità, tutti e 3 cantiamo insieme delle laudi e dopodiché ci mettiamo a dormire e vediamo cosa succede domani, il prossimo giorno. Quindi adesso ci mettiamo a cantare, ma Pietro, mi raccomando, tu che sei sempre stonato, vai a tempo e seguimi, perché dobbiamo cantare un po' decentemente, abbiamo qui anche un testimone. Allora lui con voce baritonale comincia a intonare l'alleluia e un momento dopo una cacofonia di suoni, di rumori, una cosa incredibile, perché non c'era solo Pietro che era stonato, ma anche l'uccellino emetteva di quei suoni orridi, irriconoscibili. Fermi, 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 fa Gesù Cristo, fermo un momento. Pietro, io di te sapevo che eri stonato, ma non come una campana, ma di più. E infatti quando torneremo su, adesso per qualche anno tu ti fai dei bei corsi di canto. Ma figlio mio, dice all'uccellino, io sapevo che mio padre aveva dato una voce bellissima a tutti gli uccelli, tutti cantano bene, hanno questa voce stupenda, ma cosa ti è successo? Un trauma giovanile? Ti hanno picchiato? Hai avuto dei problemi? Cosa c'è che non va? No, fallo, questa è la mia voce, me la porto dietro da sempre e non so che cosa fare. Quando a primavera comincio a cantare, tutti gli altri uccelli cominciano a tirarmi i rami, a tirarmi i sassi per cacciarmi via. È una vita veramente d'inferno. Fa San Pietro. Uccellino, scusa, l'inferno è tutt'altra cosa, gli fa Gesù Cristo. Però capisco che tu abbia una certa vita di sofferenza. Comunque, adesso dormiamo tutti insieme e domani mattina ci pensiamo su. Passa la notte, si ritrova la mattina successiva con il sole che entrava nella grotta perché era tornato il sole. I 3 escono, l'uccellino sta già volando via quando il Signore lo richiama e dice senti, torna indietro. Guarda, io posso fare ben poco, ma almeno ti posso fare questo dono. Per ringraziarti del tuo gesto di generosità e anche per ricordare questa notte che abbiamo passato insieme, questa notte stupenda, anche se fredda e anche se piovosa, tu d'ora in poi canterai solo durante la notte d'estate e tutta la gente ascolterà il tuo canto melodioso e malinconico, perché purtroppo a te resterà il ricordo di questa notte, ma difficilmente noi potremo rivederci. Però tu potrai ricordare e questo lo ricorderà anche a tutte le genti, perché tu d'ora in poi ti chiamerai Usignolo.
le persone che hanno più o meno la mia età o qualche anno di più sicuramente si ricordano di certe abitudini che avevano i giovani nei paesi di quel tempo, perché d'estate sicuramente anche loro avranno partecipato a quelle che erano delle vere e proprie ruberie nei giardini, negli orti, le ciliegie, i fics, le mele, un po' di tutto, perché ovviamente si andava dove ce n'erano di più o dove comunque si sapeva che erano buone, e ovviamente lì c'erano le varie razzie. Penso che l'abbiano fatto un po' tutti, ma in questo paesino c'erano due ormai uomini che erano partiti sì così da giovani, con le solite razzie e poi la condivisione in cui si mangiava tutti insieme, anche il mal di pancia magari del giorno dopo. Ma loro avevano poi continuato, si erano un po' specializzati in questa tecnica del furto delle mele. Infatti quando prendevano di mira un giardino, un orto o una coltivazione, proprio la razziavano tutta, non restava assolutamente niente. Quel pomeriggio avevano lavorato veramente molto e avevano riempito 3 grossi sacchi di mele, ma proprio grossi. Erano bravi ragazzi, sono palmudi di, ma insomma diciamo che erano un po' così tontolotti, insomma un po' ingenuoti, e non erano neanche tanto bravi in matematica, per cui non è che facevano le divisioni con grande facilità. E allora uno dice all'altro: senti, troviamo un posto tranquillo, ci mettiamo lì e cominciamo a dividercele, una a me e una a te. Sì, fa quell'altro, andiamo nel cimitero, perché se ci mettiamo dietro il muro, poi fa anche caldo, oggi non arriverà nessuno, quindi ci mettiamo lì, ce le dividiamo con calma e poi andiamo a casa. Allora arrivano al muro del cimitero, ovviamente non entrano dalla porta perché avevano paura di trovare qualche vecchina, quindi saltano il muro, prima salta uno, poi l'altro gli passa un sacco, poi gli passa il secondo sacco, e quando gli passa il terzo sacco 2 belle mele gli cascano giù nel prato, e quello dentro gli dice: dai, lasciale lì intanto, perché tanto se le dividiamo dopo, intanto vieni che ne abbiamo qua da contare. E si mettono proprio nell'angolo del cimitero, dove i 2 muri collimavano, i 2 muri erano uniti, e quindi lì sicuramente nessuna vecchina sarebbe venuta a disturbarli. Allora si sono messi lì, una a me e una a te, una a me e una a te, una a me e una a te, sono andati avanti per molto molto tempo, tant'è vero che a un certo punto arriva l'imbrunire, e a questo punto arriva anche il sacrestano con la bicicletta fischiettando, appoggia la bicicletta al muro, e dall'altra parte del muro, visto che rimbombava perché erano proprio nell'angolo, sente 2 voci cavernose che fanno: una a me e una a te, una a me e una a te. Prima cosa che pensa, sono il Signore e il demonio che si dividono le anime del cimitero. Resta lì folgorato da questo, poi terrorizzato inforca di nuovo la bicicletta e via che si fionda in canonica. Arriva in canonica e trova il parroco che era lì che leggeva il messale con gli occhialini calati sulla punta del naso, era lì che leggeva tranquillo, e il sacrestano entra dentro. Non vi ho detto finora che il sacrestano era un po' balbuziente. E allora arriva lì: signor Santul, signor parroco, salsa, talsi, il dedè, e via che va avanti così per mezz'ora. Il parroco che lo guardava con gli occhi sgranati, perché l'uomo era veramente terrorizzato, si vedeva che era veramente fuori di sé, e il parroco non capiva quale fosse la grande tragedia che l'aveva colpito. Allora, a un certo punto gli dice: Beppo, fermiti un momento, chiante. E allora Beppo comincia: oh sì, signor parroco, se sapesse, nel cc, mi te, ci sono il sì, e via che gli va avanti. Dopo mezz'ora finalmente anche il parroco riesce a capire. Il parroco non era ingenuo, era una brava persona, ma era stato talmente preso da tutta questa emozione, da tutto questo malessere dell'uomo, che la prima cosa che fa, si prende la stola, prende l'acqua santa e via che segue il sacrestano, e si fiondano in cimitero tutti e 2 in bicicletta, pedalando veloci, arrivano al muro, e quando arrivano lì al muro sentono di nuovo le 2 voci: una a me e una a te, una a me e una a te. Anche il parroco a questo punto resta lì folgorato, prende l'acqua santa e comincia a benedire, Salmo 90, comincia a pregare, e mentre anche il sacrestano si mette a pregare insieme a lui, i 2 che avevano ormai finito le mele, uno dice all'altro: ma
e quelle due là fuori, e l'altro gli risponde una a me e una a te. Ovviamente sacrestano e parroco, che non sapevano in quale delle due sarebbero finite, si sono fiondati in chiesa e per tutta la notte non sono usciti per restare lì a pregare. Adesso magari avviamoci verso la conclusione con un'ultima storia e un'ultima canzone, per permettervi anche di vedere il signor Dayanei, anzi no, le compagnie dall'Anel, anche perché è un po' lunghetto, adesso non vorrei dire, ma ci metteremo un po' di tempo dopo. E quindi stringiamo un po', anche perché penso anche di avervi tediato abbastanza. E torniamo ai nostri due viandanti, che abbiamo lasciato nella zona di Forgaria, ma in questo caso ritroviamo nella zona della Carnia. Erano su che giravano nei paesini della Carnia. Guarda caso si trovano a passare in un paesino piccolino, ma proprio 4 case, ed erano anche molto stanchi, avevano camminato tutto il giorno, e quindi appena vedono questo primo agglomerato il Signore dice a San Pietro: guarda, qui a destra vedo questa casetta che è piccolina, qui la vedo un po' bassa, e poi vedo tutte le tegole smangiate, rovinate, vedo che la porta è aperta, che sbatte, quindi forse è meglio che lasciamo stare, non andiamo a disturbare. Da questa parte c'è questa casona bella grande, forte, in alto, lì bella, l'hanno anche appena pitturata di nuovo, guarda lì, tutti gli scuri ben fatti. Secondo me questi ci possono benissimo ospitare senza che pesiamo più di tanto. Pietro, vai su e prova a bussare, vediamo se ci ospitano. Pietro è tutto contento perché a lui piaceva mangiare bene, va su di corsa per la stradina, non fa neanche in tempo a bussare che si apre lo spioncino e viene fuori una signora, una faccia arrabbiata, proprio via di qua, non lo conosco, non sai cosa, non sei mai veduto, via. Quindi lo caccia via, scingarsi, via, non vi voglio vedere. E chiude lo spioncino. San Pietro torna giù e dice: signor, chi non si mangia, magari proviene a via di lì sotto. Ora vanno giù nella casetta, la porta è aperta e sentono da dentro una voce di una donnina che dice: venite avanti, sono qua giù, sono in cucina. I due entrano, arrivano giù, passano tutto il corridoio, arrivano in cucina, e la donna era lì sulla stufa che stava girando un po' di minestra. Appena li vede arrivare prende subito altri 2 piatti, li mette sul tavolo insieme alle stoviglie, e quindi poi appena è pronta la minestra il Signore nota che lei
mette giù la minestra in tutti e tre i piatti, ma i piatti dei due ospiti li riempie proprio fino all'orlo, mentre il suo tiene appena un filino e lei mangia così, intanto chiede come stanno, da dove vengono, chi sono, insomma cominciano un po' a conversare e lì che parlano intanto i due si scofanano via tutto il piatto della minestra, poi ben contenti, insomma dicono boh grazie, se possiamo anche dormire qui da qualche parte, e dici no, voi siete ospiti e gli ospiti vanno a dormire a letto, quindi andate su di sopra, trovate il letto già col prete in fondo alle coperte. Voi sapete che una volta si metteva lo scaldino, era chiamato il prete lo scaldino. Trovate già il prete su bello caldo, andate a dormire e io dormirò qui sul divano, sulla poltroncina che c'è qui. No, fa il Signore, insomma, noi siamo due uomini, insomma, siamo ancora in forze, tu hai una certa età, per cui anche per rispetto, grazie per l'ospitalità, cominciano un po' a parlare finché la donna irremovibile li manda su a dormire a letto. Lei resta giù, alla mattina successiva, alle prime luci dell'alba, i due scendono e la donna è lì che già che riscalda un po' di latte, da loro un po' di latte e pane, e poi li accompagna verso la porta e li saluta mentre loro se ne vanno. E mentre se ne stanno andando il Signore si gira e dice alla vecchina: guarda, per ringraziarti della tua ospitalità, la prima cosa che farai la ripeterai per tutta la vita. Fa la vecchina, tranquillo, tranquillo, vai pure, andate pure, per me è stato un piacere avervi ospiti, non c'è nessun problema, ci vediamo quando ripassate da queste parti. Torna dentro in casa e vedendo che ormai non aveva più niente da mangiare perché aveva dato tutto ai due ospiti, va nel cassetto dove teneva il portamonete e prende 3 monete per andare a fare la spesa, poi vede che ce ne sono altre 3, altre 3, altre 3, altre 3. E da quello che sappiamo poi questa donna ha potuto vivere decentemente, ha anche aiutato molti poveri del paese, anche dei paesi vicini. Quello che a noi interessa però è che la vicina di casa la mattina presto aveva visto i due che se ne andavano, era andata alla finestra a guardare, aveva visto cosa stava facendo la vecchina, aveva visto i soldi. Allora la prima cosa che fa, si fionda dietro ai 2 viandanti, li raggiunge e quando li trova si mette lì in ginocchio a implorare: oh, dovete scusarmi, io ieri sera non ci stavo con la testa, stavo così male, avevo un mal di testa, io sono sempre così ospitale, sono sempre così buono, io voglio bene a tutti, chiunque passi da casa mia trova sempre qualcosa da mangiare, mi dovete perdonare. Allora i due dopo un po', sì, stai, va bene, dai, tranquilla. No, mi dovete promettere che se ripassate da queste parti vi fermate a casa mia. Va bene, dice il Signore, vedarin. E via che vanno. Guarda caso, un paio di settimane dopo ripassano proprio da quelle parti. E allora Pietro, tutto contento, dice: Signore, possiamo andare su a mangiare lì, perché ci aveva detto la signora che ci avrebbe dato ben da mangiare, quindi siamo ben ospiti stasera, magari ci facciamo anche una bella cena. Boh, fa il Signore, va via, vai a vedere se è aperto. Non fa neanche in tempo a bussare che si spalanca la porta, c'è una tavola imbandita lunga da qua fino là con dentro tutto il ben di Dio possibile e immaginabile, c'era di tutto, polenta, insaccati, fricole, allora di tutto, anche da bere, insomma pane, c'era di tutto. Allora i due si fanno una bella cena, Pietro ancora più abbondante perché sappiamo che a lui piaceva mangiare bene, alla fine c'era anche il grappino che il Signore rifiuta, ma San Pietro se ne beve 2, e dopodiché la signora dice: bene, adesso andate pure a riposare, e indica loro, avevano addirittura una camera per ciascuno di sopra, e quindi i due vanno a letto, vanno in camera, e la mattina successiva la vecchina, la signora, con la paura che i due se ne scappassero via di casa senza lasciarle la ricompensa, si mette lì sotto, passa dalla porta alla cucina, dalla cucina alla porta, passa tutta la mattina perché aveva paura che scappassero, e intanto preparava la colazione, ma vengono le 8, vengono le 9, vengono le 10, e lei intanto faceva sempre la spola, cucina, porta, cucina, finché poi alle 11:30 finalmente i due belli riposati, sbarbati, scendono giù, arrivano lì, trovano una bella colazione imbandita, si fanno una bella mangiata anche la mattina, e via poi che se ne vanno, prendono la stradina e via che scendono giù. Quando sono a metà strada la vecchina li guarda: scusate, ma dimenticate niente? Fa San Pietro: no, non vi smette a noi, fa. E il Signore si gira e fa: guarda, stai tranquilla, la prima cosa che farai dopo che ce ne saremo andati la ripeterai per tutta la vita. E qui le versioni sono 2. La prima è
più edulcorata è quella italiana, la seconda un po' più rustica è quella friulana. Allora quella italiana ci dice che la donna ha cominciato subito a chiudere le finestre perché aveva paura che qualcuno guardasse e vedesse che lei prendeva i soldi. Quindi chiude prima quelle sotto, poi sale di sopra, chiude quelle di sopra, ma intanto che stava chiudendo quelle di sopra si aprono quelle sotto. Torna a chiudere quelle sotto e si aprono quelle sopra. E quindi si dice che sia ancora lì che passa da un piano all'altro. La versione friulana ci dice che la signora già avanti con gli anni e anche un po' incontinente, avendo passato tutta la mattina a fare la spola dalla cucina alla porta, la prima cosa che fa si fionda in bagno e si dice che sia ancora lì. Bene, io adesso chiamerei vicino a me Mario, chiamerei anche Francesco, i ragazzi dell'Aulus Doppiaggio, e mi sembra di aver visto prima anche Eros Isilino, il presidente dell'Arlef. Vi daremo un salutino velocissimo perché so che aspettate la proiezione del film e vi garantisco che merita, ma vi do un'anteprima mondiale a questo punto. Sono disponibili anche le tesserine, potete avere una copia del film doppiato in friulano, perché i ragazzi dell'Aulus sono veramente bravissimi e vi dico già che stanno lavorando al secondo e anche al terzo e quindi nei prossimi mesi potremo anche vedere gli altri 2 film della trilogia e quindi farei prima un applauso ad Arianna per la sua arpa e per la sua musica. E un applauso a Paolo Paron. Grazie. Per loro abbiamo un omaggio, abbiamo dei vini di Vie d'Alt come ricordo della serata. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Mamma mia. Ma ci viziate così, vedete che fai una per sere dopo, eh? E adesso giusto il tempo di smontare e di preparare per la visione e direi che possiamo partire con il film, vero Paolo? Facciamo un salutino con l'Aulus. Assolutamente. Allora c'è Francesco, c'è qualcuno dell'Aulus Doppiaggio. Noi non vediamo niente, siamo Ecco che arrivano. Eccoli qua. Eccoli. Bravissimi, bravissimi.
Chissà se c'è anche Eros, non lo so. L'avevo visto anch'io. Eros non sta schiampando. Eros la sei tu. Bello cacale. Grazie a tutti di essere qua, finalmente siamo tornati anche noi a Pordenone. E grazie Paolo per averci invitati qua, grazie all'organizzazione del Pordenone Pensa, per noi è un onore essere qua anche perché ci avete ospitati l'anno scorso, che in occasione del primo trailer che abbiamo pubblicato in assoluto, e abbiamo avuto la fortuna di essere ospitati appunto da Pordenone Pensa. E non voglio rubarvi altro tempo perché il film è lungo, essendo la versione integrale, quindi c'è la cassa. Essendo la versione integrale non voglio rubarvi altro tempo, per cui do un attimo la parola a Eros che ci ha sostenuto assieme all'Arlef intera. Grazie, io direi che a meriti un applauso perché io direi che hanno fatto un gran lavoro. Ecco. In realtà, quando Paolo nos ha chiacchierato insomma, di questo progetto che aveva in loro, noi abbiamo detto se non è rimasto, perché io darei che ci sei curvo, perché il film dura 4 ore. No, proprio i 4, ecco, però 3 mesi dura sicuramente. E vi pensate, ce lo faranno a fare, magari è un entusiasmo così giovanile, no? E invece sono arrivati a fare il primo e come sono da ora al secondo e da ora al terzo. Voglio dire, fare un doppiaggio non è mica una roba semplice, perché si può fare anche un doppiaggio, però farlo bene alle tutte un'altra parte di maniere che farlo così, in maniera simpatica e in maniera goliardica. Loro sono messi a farlo bene, si sono poi appunto all'agenzia regionale per la lingua furlana, che insomma ho parte di salute e us inviti a vedere il sito internet se non us capita anche di venire a Urdu in proprietà tra la nostra sede in via prefettura lì che chiatarei anche tanti imprese che potete doprare anche sul sito internet, ma al di là di che parentesi qui us inviti anche mo insomma da un cook hanno avuto chi sta bella idea di venire qui di noi e vi arrivati proprio a fare un doppiaggio di qualità. Partendo anche dalla lingua mari, quindi dall'inglese, non dall'italiano. E vi infatti insomma un lavoro che è stato veramente seguito anche di Paolo, anche perché bisogna, quando si fa le traduzioni, bisogna capire se il senso è che giusto, non è che giusto, insomma veramente è stato un gran lavoro. Sicché io non voglio indevant tanto, no? Us ringrazio da questa presenza e saluto di Ada che lei ieri da lavoro non arrivava via, è la coordinatrice dei corsi per Furlan e la ringrazio veramente e tra l'altro come ha vinto anche insomma hai passato da una selezione si usa di per Furlan ma non è una vincita, anzi sarà un bel lavoro che avrà di fare dall'Università di Barcellona, vera? Sì, Paesi Baschi, grazie, si sbagli, sono due robe completamente differenti, no? E sì che augurando buon lavoro a lei, us auguri buon spettacolo a Guatris, vi darei che us piacerà veramente tanto. Non dico poi che è italiano, però forse anche sì. E di nuovo grazie a Paolo, no? Che è il presidente insomma anche della società tolkieniana italiana. Ecco.